splendido sole e bosco dai 1000 colori. Tutto questo farà da cornice al giro di oggi. Ci troviamo in Val d'Amola, nel gruppo Adamello Presanella. Il trekking di oggi è un giro ad anello e la nostra prima meta sarà il rifugio Segantini. Seguiamo ora il segnavia 211. Dal parcheggio, dopo circa 3 minuti di comodo cammino su strada sterrata, siamo arrivati al bivio, dove qua inizia il vero e proprio sentiero. Sempre 211, direzione Rifugio Segantini. Da questo punto si può già vedere il rifugio Segantini. Eccolo là! Siamo quasi arrivati. Siamo giunti al rifugio Segantini, da qui si apre un'immensa vista sul gruppo del Brenta. Il rifugio, essendo metà ottobre, è chiuso. Ora noi proseguiamo verso i laghi di Cornisello. Ora ci dirigiamo verso il lago Cornisello sul sentiero numero 216 e dobbiamo attraversare questo ponte. Siamo ora arrivati alla Bocchetta dell'Om. Da quassù meravigliosa la vista sui laghi, Lago Cornisello e Lago Nero. Ora andiamo al Lago Nero, in circa 20 minuti dovremo arrivare. Wow, un posto meraviglioso, da cartolina. Buon appetito! Vi faccio vedere lo spettacolo che stiamo vedendo. Lasciamo ora il Lago Nero, torniamo indietro dal sentiero che abbiamo percorso per arrivare fin qui e ci dirigiamo verso il lago di Cornisello.
Stiamo facendo il giro al lago superiore di Cornisello ed ora continuiamo per rientrare al parcheggio. Siamo arrivati alla macchina. Abbiamo terminato il nostro bellissimo giro. Oggi abbiamo visto tanti laghetti, un bellissimo panorama. Ecco, bisogna dire che il dislivello non è un granché, però va bene. Va bene perché? Perché è una uscita autunnale. L'unica parte un po' non bella, diciamo così, è l'ultima. Strada asfaltata. Una mezz'oretta prima di arrivare alla macchina. E come sempre, alla prossima!